Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Si sta progettando qualcosa di grosso e il presidente De Laurentiis è pronto a soddisfare le richieste del tecnico Antonio Conte per trasformare ulteriormente la squadra. Secondo alcuni retroscena, De Laurentiis potrebbe aprire la cassa a gennaio per portare a Napoli 3 rinforzi. Antonio Conte, che ha sempre sottolineato l'importanza della concorrenza interna, vuole rafforzare la rosa in modo che ogni ruolo abbia 2 opzioni di alto livello. La prima esigenza è quella di un difensore centrale. E Radu Dragusin è nel mirino come giocatore che può rappresentare più di un'alternativa alla coppia Buongiorno-Ramani. Per quanto riguarda il terzino sinistro, Conte è interessato a Patrick Dorgu per dare spessore alla squadra, visto che Leonardo Spinazzola ha fatto fatica. La sorpresa potrebbe arrivare in attacco. Il Napoli sta valutando un centravanti con uno stile più vicino a quello di Lukaku, visto che Raspadori e Simeone hanno caratteristiche diverse. Ora si tratta di capire se De Laurentiis porterà un nome nuovo sul mercato. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Chi sarebbero i rinforzi ideali per rinforzare la squadra e competere per il titolo? Pensate che il Napoli debba puntare su un nome nuovo in avanti o dare più spazio ai talenti già presenti in rosa? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sui movimenti di mercato.